Ricordate la legge sulla riduzione delle auto blu in Regione Veneto approvata nel 2011? Ebbene, è ancora inapplicata. La prima commissione del Consiglio regionale è ancora in attesa dei dati utili per fare il censimento del parco auto della Regione Veneto e decidere di conseguenza dove tagliare. A denunciarlo è Franco Bonfante, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente del PD, promotore della legge sulla riduzione dei costi delle auto blu. A dire il vero, le società che fanno parte della galassia della Regione Veneto hanno comunicato la quantità di mezzi in loro possesso, ma non hanno specificato se si tratta di Panda o di Audi 6 e dunque gli elenchi sono stati rispediti al mittente. Ci sono alcune società che non contano su auto di servizio, ma alcune sono nel mirino dell'assessore al bilancio Ciambetti, come la Sistemi Territoriali, che detiene 5 auto di servizio, 6 a noleggio a lungo termine e ben 15 autovetture in comodato d'uso di proprietà dell'amministrazione regionale veneta. Bonfante ha dichiarato che non era al corrente dell'esistenza di auto di proprietà della regione Veneto in comodato. C'è poi Veneto Acque, che è dotata di 5 auto di servizio a disposizione del personale apicale e dunque non si tratterebbe forse di Panda. E infine Veneto Strade, che conta su 7 auto di servizio. Ora la giunta regionale è in attesa di sapere di che auto si tratta e intanto il tempo scorre.